Ho visto una domanda per l'allacciamento alle fognature che mi preoccupa perché parla sulla domanda di 144 persone, perché bisogna indicarle. È un numero molto consistente per la situazione in cui ci si trova lì in caserma. Polemica e tensione a Oderzo per l'imminente arrivo del gruppo dei quasi 150 profughi all'ex caserma Zanusso, dove con i 4 container già piazzati proseguono anche oggi i lavori per disboscare e continuare a cercare di rendere abitabile una zona notoriamente abbandonata e lasciata nel degrado più assoluto. Forte la preoccupazione dell'amministrazione comunale, che fa sapere di come, dovendo autorizzare gli scarichi per i profughi e con il depuratore della zona già al limite, si troverebbe costretta a negare le previste autorizzazioni ad aziende e residenti. Perché abbiamo anche degli allacciamenti in programma per edifici, l'utilizzazione in fase di costruzione o definizione, perciò non vorrei trovarmi a negare degli allacciamenti alla città di Oderzo, perché li abbiamo dati alla caserma ex Zanusso. E mentre monta la polemica, il clima di tensione lo si evince anche dallo striscione affisso nella notte fuori dalla struttura dai militanti di estrema destra per chiedere, secondo le nuove disposizioni di legge, il rimpatrio immediato dei richiedenti asilo. Il sindaco di Oderzo, dopo le fiaccolate contro gli hub nella Marca dello scorso febbraio, annuncia una nuova protesta con il primo cittadino di Vittorio Veneto, nonostante, dice, la rassegnazione sia molto più forte di ogni tipo di opposizione. I cittadini non vengono ascoltati, non se ne tiene conto e questa è una prevaricazione dello Stato assolutamente negativa.